20 anni coi piedi scalzi. Tanti sono passati dalla prima edizione di questo festival dedicato all'arte di strada, che in questi ultimi anni sta riscuotendo un grandissimo successo, portando migliaia di persone da tutto il Veneto e non solo. Un'arte antica, quella di catturare l'attenzione e riuscirla a mantenere non da un palco e di un teatro, ma sulle pubbliche strade. Un talento che anche quest'anno si rinnova fino a lunedì 18 settembre, all'ombra del campanile di Vascon. 15 le compagnie da tutto il mondo che si alterneranno in questo fine settimana e ancora artisti da Cile, Giappone, Argentina, Francia e anche molti italiani. Oltre 60 le repliche in 2 giorni e tutto con ingresso gratuito. Una parte del programma è quasi interamente dedicata ai bambini, cui verrà dedicata anche in questa edizione un'area denominata Pompieropoli, un percorso ludico formativo costituito da diverse postazioni in cui i bambini si cimenteranno in esercizi che simuleranno alcuni momenti delle attività dei vigili del fuoco, per favorire nei piccoli pompieri la percezione della loro sicurezza e la consapevolezza del rischio.